Il ruggente leone di San Marco che abitualmente troneggia nell'atrio di Palazzo Ferrofini coperto dai pannelli della mostra sul Risorgimento in allestimento nella sede del Consiglio regionale. Un'immagine che suscita l'indignazione del consigliere venetista Mariangelo Foggiato. Quel leone ricorda il simbolo della sovranità del popolo veneto al quale il nostro statuto regionale garantisce il diritto all'autogoverno. Coprire il leone, che è il nostro simbolo, proprio con un'iconografia italiana, ma io credo che se le cose fossero andate diversamente, se anziché scegliere Roma come capitale avessimo scelto Vienna, che ha un aggancio e un destino più mitteleuropeo, forse i destini del Veneto sarebbero stati sicuramente migliori. Gesti come questo rivelano l'animo di chi li compie, prosegue Foggiato. Del resto, da 150 anni la nostra storia viene occultata dallo Stato italiano, proprio come oggi viene coperto il nostro simbolo. Continua da sempre questa cosa di coprire la nostra storia sui libri di storia, sui banchi di scuola, soprattutto ai nostri ragazzi non si dà nemmeno l'orgoglio di sapere che sono appartenuti a una storia più che millenaria. In questo atteggiamento voglio però vedere un aspetto positivo, sorride il consigliere. Se la nostra storia viene tenuta nascosta è perché qualcuno continua a averne paura. Temere questa nostra storia significa che ci si rende conto che non è mai stata assopita la voglia di libertà e di autonomia del nostro territorio. I fermenti di questi ultimi mesi, di quest'ultimo anno, soprattutto dell'anno a venire, io credo che siano dei segnali. Hanno certamente qualche preoccupazione in più, coloro che si attardano sempre su un vecchio schema di Stato nazionale ormai superato dalla storia.